Non c'è stata premeditazione. Questa è la conclusione del GIP dopo l'interrogatorio di Susanna Lazzarini, arrestata per l'omicidio di Francesca Vianello, 81enne residente in Corso del Popolo. Il giudice, che ha convalidato la misura cautelare in carcere, ha creduto alla tesi della donna, che ha spiegato di aver avuto in borsa il cordino con cui ha strangolato Francesca Vianello perché voleva utilizzarlo per incartare un regalo. I guanti in lattice invece li aveva con sé sempre. La donna soffre di alcune allergie che si manifestano toccando determinati materiali. È stata riconosciuta invece l'aggravante della rapina. Susanna Lazzarini è dunque accusata di omicidio volontario e rapina. Francesca Vianello è stata uccisa perché chiedeva la restituzione di un prestito di 100 euro fatto alla Lazzarini prima di Natale. Soldi che la 52enne non poteva restituire e che erano serviti per acquistare alcuni regali per i figli e preparare il pranzo di Natale. Il 29 dicembre la donna si è presentata a casa dell'anziana dicendole che quei soldi non poteva restituirli. È scoppiata una lite. Alla fine l'omicidio.